Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La Polizia di Stato di Palermo ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane che si sarebbe reso responsabile di aver confezionato e fatto esplodere lo scorso marzo 2 ordigni artigianali nelle centrali Via Libertà e Via Mazzini, collocandoli all'interno di alcuni cestini della spazzatura. Incidente alla rotonda di Viale Scala Greca che incrocia con Via Piazza Armerina a Siracusa. Il sinistro si sarebbe verificato poco dopo le ore 7 di questa mattina. Coinvolte un Alfa Romeo 159 e una BMW. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e il 118. 3 i feriti, tutti trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Tragedia ieri mattina a Fursisiculo, intorno alle 13 un uomo ha perso la vita. La vittima, un 72enne di Messina, era in strada con la moglie e stava raggiungendo l'abitazione di alcuni parenti quando ha accusato un malore. La situazione è apparsa subito grave. Una volta dato l'allarme sono accorsi tra primi alcuni residenti, uno dei quali ha messo a disposizione il proprio garage per far adagiare l'anziano. Nella settimana dal 24 al 30 ottobre si è registrato in Sicilia un decremento delle nuove infezioni. Sono stati riscontrati 8.453 tamponi positivi per un'incidenza media di 176,5 casi su 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, Trapani e Messina. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano essere quelle tra i 60 anni e gli over 90. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.